Il bollettino di questa mattina, insomma, non ci fa dormire sonni tranquilli, diciamo così. 1500 casi, eravamo a 1245, 50 ieri mattina, siamo aumentati molto oggi. Chiamatela impennata, chiamatelo forte aumento, a seconda delle province, però la sostanza è quella. In Veneto i contagi crescono e preoccupano. Per il momento la situazione negli ospedali è ancora sotto controllo, ma il futuro è incerto. Fortunatamente la parte ospedaliera aumenta, ma di qualche unità, quindi ancora sono con dimensioni molto sotto controllo, siamo al 62% in terapia intensiva e a 349 in area non critica. Siamo un po' aumentati leggermente di più nell'area non critica e fortunatamente meno in terapia intensiva. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che il virus sta circolando molto, molto e che dobbiamo essere molto attenti. Non c'è dubbio che i parametri che ha a disposizione la cabina di regia del Ministero sono cambiati dalla scorsa settimana. Per passare in giallo serve il 15% di occupazione dei posti letto in ospedale nei reparti non critici e il 10% nella terapia intensiva. Noi abbiamo una previsione, la cabina di regia di questa settimana, che avremo un 6% di terapia intensiva e un 5-6% di area non critica. Quindi abbiamo ancora qualche margine, però giorno dopo giorno vediamo che noi comunque stiamo salendo. Quindi la sensazione è quella che in un paio di settimane potremo sicuramente essere in area gialla. Domani è in programma una conferenza delle regioni, i governatori parleranno di come affrontare l'eventuale cambio di colore, misure differenziate tra vaccinati e non vaccinati, come proposto dal presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, possono creare problemi costituzionali, sostiene Zaia, ma è innegabile che questa sia la pandemia dei non vaccinati, che sono l'80% dei ricoverati in terapia intensiva e il 70% in area non critica. Sullo sfondo c'è un Natale da salvare a tutti i costi.